Buongiorno a tutti. Dopo aver parlato delle ragioni per cui non bisognerebbe giocare il gambetto Stafford e aver proposto una via per confutarlo, proviamo a vedere alcuni metodi per studiare le aperture in modo affidabile. Ok, per prima cosa ci sono vari modi. Dobbiamo cercare di trovare una fonte che probabilmente sia imparziale, veritiera. Possiamo iniziare con le grandi piattaforme. Poi ci sono i repertori, ci sono i corsi che si vendono online, per esempio su varie accademie online, per esempio i corsi che si vendono su Mattoscappo, su Chessable e su innumerevoli altre piattaforme. Molti giocatori hanno anche le loro piattaforme titolate, molti giocatori titolati hanno le loro piattaforme personali dove vendono i corsi, oppure ci sono le lezioni private, oppure le lezioni di gruppo online, oppure si può avere un maestro al proprio circolo, no? Che può insegnare una certa linea, e si può studiare con degli amici, si possono comprare programmi come Chessbase con dei database, per esempio dei libri di apertura o dei DVD. Insomma, ci sono un'infinità di soluzioni. Alcune di queste sono gratuite e prima, diciamo, per sondare il terreno anche, no? Prima di investire per comprare dei libri, che ci sono anche i libri ovviamente, poi nel mondo digitale non menziona i libri, ma sono una fonte di informazione importantissima. Adesso ci sono anche gli ebooks che si possono comprare, ma iniziamo da delle piattaforme gratuite che tutti possono usare, per esempio chess.com o Lichess. Per esempio, andiamo in chess.com openings e qua vediamo tantissime aperture che possiamo studiare. Possiamo andare a studiare principi di apertura, dove qua ci insegnano il controllo del centro, lo sviluppo dei pezzi, la protezione del re, i pezzi, l'attività dei pezzi e altri temi. Possiamo andare a vedere aperture fondamentali, dove qua ci spiegano per esempio aperture secondarie, ci insegnano la difesa siciliana, la francese, la Caro-Kann, e l'olandese, alcuni gambetti, la difesa siciliana. Insomma, abbiamo tanto materiale. Possiamo, per esempio, se vogliamo cercare una apertura solida, per esempio, possiamo cercare un corso Impara il gambetto di donna, no? Famoso gambetto di donna, The Queen's Gambit, che dà il nome anche alla serie su Netflix, che ha reso ancora più popolare il gioco degli scacchi. Proviamo a usare questo strumento per vedere come funziona. Ok, andiamo, facciamo clic e qua ci dicono che ok, c'è una voce che parla e ok, iniziamo subito le sfide. Ok, di 4 di 5. Adesso, come giocare il gambetto di donna? Il gambetto di donna è C4, però ovviamente se non lo sappiamo, possiamo fare clic sul suggerimento. Il gambetto di donna è una mossa col pedone C, che crea pressione contro il centro del nero. Quindi giochiamo C4. C4 è corrente, ecco, è corretta, ecco, adesso ci sono varie mosse, tra cui di per C4. E il nero ha altri modi di affrontare questo gambetto: E6, che è il gambetto di donna rifiutato, C6, che è la difesa slava, cavallo F6, che è una mossa che molti giocano e non andrebbe mai giocata. Infatti ho male al cuore tutte le volte che un allievo gioca cavallo F6, perché cede il centro senza avere nulla in cambio, almeno di per C4 prende un pedone. Ecco, allo stesso tempo che siamo qui, possiamo anche andare su Lichess, per esempio, possiamo creare uno studio privato per studiare, possiamo aprire, possiamo avere il motore, l'albero delle varianti, tutti strumenti gratuiti. Abbiamo le statistiche, la percentuale di vittorie, patte e sconfitte, possiamo mettere per esempio di 4 e di 5, possiamo inserire C4 e vediamo se ci dà informazioni. Sì, il sito ci dà informazioni, dice che C4 il gambetto di donna ci spiega
ci spiega che, visto che il pedone non è difeso, il nero lo può catturare con d per c4, però così si perde il controllo del centro, eccetera. E dice che si può giocare d per c4 o che è rischiosa ed è 6. Interessante, no? Adesso, quindi nero continua con d per c4 e tocca a noi. Qual è la mossa migliore? Che le mosse che qua si giocano migliori sono cavallo f3, e3 o e4. E4 è sicuramente la mossa più ambiziosa perché occupa il centro. Vediamo se abbiamo ragione. Sì, great job, ottimo lavoro. Il bianco prende il centro e si prepara a giocare alfiere per c4. E il nero appunto deve stare molto attento e evitare di andare a stare peggio. Possiamo vedere dopo d per c4 che ancora ce la spiega il sito. Ci spiega un po' di storia, ci spiega varie mosse, il nero vorrebbe poi difendere il pedone con b5 alfiere e6, qua possiamo anche vedere le statistiche. Qual è la mossa che su un campione elevato, perché ovviamente ci sono 10 partite meno affidate, qual è la mossa più popolare? La mossa più popolare è cavallo f3, però la mossa statisticamente migliore è e4. E quindi qua è molto probabile che la mossa migliore sia E4. Poi ovviamente si può anche mettere il motore, Stock 14, ora non metto perché il motore va usato per analizzare una fase molto più avanzata. Nella posizione critica, quando si hanno già dei dubbi, quando uno vuole entrare in dibattito, quando uno vuole creare la propria teoria, vuole mettere in discussione magari alcune mosse teoriche, può iniziare a verificare le proprie idee con il motore, però ora siamo troppo indietro perché il motore possa essere forte. E quindi qua abbiamo già un'idea delle prime mosse da poter giocare. Ora possiamo andare avanti. Ecco, qua dopo di 4 di 5, 4 C6, qua invece di catturare il peone in C4, il nero lo difende con C6, trasformando la difesa, trasformando la partita di donna in una difesa slava o semislava. Adesso possiamo sviluppare un cavallo al centro. Entrambe le mosse, cavallo F3 e cavallo C3, sono possibili. Cavallo F3 si considera un pochino più sicura, cioè che è corretta. Ok, e a questo punto dice di portare in azione l'altro cavallo per attaccare il peone 5, dice che è corretta. A questo punto il nero ha deciso di giocare d per c4 giocando la partita slava, mentre e6 sarebbe stata la semislava, e6 a questo punto. E dopo d per c4 poi a4 è la mossa classica, mentre e4 è un gambetto moderno. Possiamo anche andare a vedere qua sull'ICES, per esempio su d5, c4, c6. L'ICES ti racconta che questa si considera la difesa meno ortodossa, la difesa slava, e dopo cavallo f3, cavallo f6, poi ci sono varie mosse, anche e3 che è la slow slav, cavallo c3, a questo punto e6 la semislava. Che ok, l'ICES non ce lo dice stavolta, non ci può dire tutto, mentre d per c4 è la slava accettata, o la, piace chiamarla pure slav, la slava pura, la vera slava, mentre 6 la semislava, e quindi qua c'è tutta la teoria. Poi si può continuare a vedere appunto l'albero delle varianti. Per esempio, a4 è la mossa più, diciamo, più teorica, per esempio, la mossa più giocata con una buona score, 35%, più pattaiola, però anche meno sconfitte. E 4 su un campione minore perché è più nuova, ha più vittorie, però è anche più rischiosa perché si perde molto di più. Quindi, per esempio, se noi vogliamo vincere a tutti i costi, siamo iperaggressivi, giochiamo ai 4. Il nero tiene un pedone e poi si può continuare a studiare. Se invece noi giochiamo a 4, poi il nero ha varie mosse, E6, alfiere F5, quindi dobbiamo studiare appunto tutte queste varianti, ma sappiamo che almeno statisticamente il bianco tende a stare meglio. Continuiamo. Ok, qua, per esempio, ora qua ci insegna chess.com di un trucco, per esempio alfiere F5 ti attiva, e su alfiere F5 un errore che fanno molti giocatori, addirittura mi è capitato di vincere anche in tornei, diciamo anche in alcuni tornei semilampo,
ufficiali contro alcuni giocatori che hanno giocato alfiere F5 in torneo, si sa che è un errore, quindi chiunque, anche che non ha mai giocato un torneo, può farsi questa lezione di chess.com e sapere che è sbagliata. Il punto è che l'alfiere esce troppo presto, ora il bianco può catturare in D5 per poi fare pressione su donna B3. Quindi C per D e donna B3. E ora il nero ha dei problemi perché c'è un doppio attacco su B7 e su D5. Se il nero difende questo pedone, la chiama il pedone, B6, la mossa B6 non lo menziona, ma perde per altre ragioni, perde perché abbiamo un sacrificio E4 su D per E4, cavallo E5, poi ci sono alcune complicazioni che vincono facilmente, però che uno poi lo può verificare facilmente perché, ok, per esempio, mettiamo, non so, mettiamo alfiere F5 che è sbagliata, vediamo se ce lo dice anche l'ICES. Alfiere F5 anche l'ICES dice che è dubbiosa e dice che C per D è una mossa noiosa. E di fatto, qua per esempio, non ci dicono cosa fare, donna B6, B6 non ce la dice nessuna, nessuno, è una sfor così grande perché magari possiamo accendere il motore ci dirà che per esempio E4 vince con un vantaggio di più 4, un vantaggio superiore a un pezzo. Per esempio qua, ora minacciamo matto, se nero gioca E6 che è naturale, possiamo giocare alfiere B5 scacco e la posizione del nero è proprio una cosa oscena. Su cavallo BD7 per esempio abbiamo vari modi di vincere, per esempio alfiere G5 che crea una doppia inchiodatura può vincere perché poi cadrà un pezzo del nero, G4 un'altra mossa che vince, come io ho già verificato molto tempo fa e chiunque che sappia usare questi semplici strumenti può verificarlo, quindi cioè, chiunque può verificare questa cosa e studiare ognuna delle sue aperture preferite. Invito tutti a spendere del tempo appunto per analizzare le proprie aperture, giocarle e imparare sempre di più. Quindi, per esempio, il sito chess.com ci dice solo donna B6, B6 ce lo andiamo a vedere con il motore di Lichess, poi magari anche chess.com ha queste opzioni, però bisogna imparare a usare queste piattaforme. Ecco, su donna B3 qua possiamo prendere il pedone, su donna per B3 abbiamo questa mossa intermedia e grazie a questa mossa intermedia alla fine abbiamo un pedone in più. Possiamo continuare su D per C4, dice puoi trovare una forte mossa di pedone che previene D5, quindi chess.com è più a favore dell'approccio classico rispetto all'approccio moderno con E4, chess.com ci suggerisce A4 e su alfiere F5 il bianco sviluppa l'alfiere. Ok, come può continuare? Allora, adesso una mossa più ambiziosa è cavallo E5, la mossa classica è E3. Non so, cavallo E5 si considera un po' più ambiziosa, E3, Soda non so adesso che mossa considerare come tirare una moneta. E comunque non è importante. Comunque possiamo vedere qua le statistiche che allora E3 è la mossa più classica, però cavallo E5 è giocata altrettanto e cavallo E5 è una score migliore, è la mossa più critica, però probabilmente cavallo E5 si considera migliore, probabilmente chess.com vorrà farci giocare in modo naturale, normalmente ci consiglierà E3, dice che E3 è corretto, una mossa buona, prepariamo alfiere per C4, alfiere per C4 all'arrocco per arroccare. Ok, a questo punto muove il nero di per... No, non ho capito. Ah, no, ho capito la domanda. Ti ricordi come fare la semislava? Pensavo volesse che giocassimo la slava e 6, questa è la semislava. Ora su alfiere G5 dice possiamo giocare cavallo BD7, giocare l'iperaggressiva di per C4, giochiamo una mossa solida che schioda il nostro cavallo e prepara ad arroccare, sarà alfiere 7, che anche questa è una mossa giocabile, una mossa sicura e siamo di nuovo nel gambetto di donna rifiutato. E quindi uno può capire varie cose. Ecco qua siamo di nuovo nel gambetto di donna rifiutato e dice che sì, se giochiamo C6 possiamo trasporre nella semislava. Ma però che cosa ci chiede? Ah, dice che sì, che se arrocchiamo in questa continuazione ancora migliore. E ok, ora cosa dice? Dice che ora possiamo fare una domanda all'alfiere in G5 per fargli chiedere dove andare. Qua giochiamo H6, alfiere H4. E ora come possiamo preparare lo sviluppo di questo alfiere su questa diagonale? Per esempio possiamo giocare B6, questo si chiama sistema Tartakover. Ora
mettiamo l'alfiere in azione, si può anche giocare alfiere A6, però alfiere B7, ecco, e qua abbiamo completato la lezione. Per esempio, un sistema di apertura che tutti possono giocare da nero, per esempio, creiamo un nuovo capitolo, per esempio contro D4, che c'è il motore acceso che ora non serve, un modo che abbiamo per giocare da nero contro questa apertura, possiamo per esempio mettere l'alfiere in E7, su alfiere G5 arrocchiamo, se bianco fa E3 possiamo giocare H6 per H4 e B6 che è la tarta cover, o giocare per esempio cavallo E4 che è l'ortodossa, il sistema Lasker che veniva usato in tutti i match per il campionato del mondo in un'epoca passata. Comunque sono andato un po' veloce alla fine. Non sono molto importanti le linee che abbiamo visto oggi perché uno può studiare qualsiasi apertura, però oggi abbiamo visto un metodo, possiamo usare il programma professionale, per esempio, sarebbe ChessBase, ci sono programmi professionali, ma non serve avere programmi professionali, si può studiare moltissimo semplicemente con gli strumenti gratuiti, le piattaforme che abbiamo online. Poi, ovviamente, se qualcuno non vuole perdere tempo oppure vuole già il repertorio dei corsi di qualche giocatore che ha già analizzato lui e delle novità nuove, ovviamente ci sono altri strumenti, ma consiglio sempre prima di tutto di imparare sfruttando le cose che abbiamo già a disposizione. Sono già lì, non sappiamo che ci sono, ma se le raccogliamo, se aumentiamo la nostra conoscenza, non fa mai male. Spero che il video vi sia utile per migliorare le conoscenze delle vostre aperture e speriamo di vederci presto. Grazie mille, alla prossima. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!